il maltempo non ha risparmiato nessuna regione del nord. In particolare però a Milano, Milano Marittima, c'è stato un forte tornado che ha colpito tanti alberi secolari. Pensate che quasi 200 pini secolari sono stati sradicati, come potete vedere da questa foto che ho messo qui davanti. Quindi vedete che forza tiene questa tempesta, questo tornado per spostare un albero così gigante, cioè pini secolari, quindi una forza davvero potente. Tanti danni comunque ci sono su Milano Marittima, alberi sradicati, non si è capito davvero nulla. Tra Milano Marittima e nel comune di Cervia, di Ravenna, la situazione ovunque è molto, diciamo, difficile, ci sono tanti danni. Fortunatamente non ci sono state vittime, anche se una donna è rimasta un po' ferita ed è stata portata in ospedale. Sarebbe in condizioni serie, però non sarebbe in pericolo. Come avevo detto, oltre 200 pini secolari sono stati abbattuti da questa tromba d'aria, quindi senza contare quelli che sono caduti nella pineta, qua parla solo del centro, quindi danni davvero significativi. Questa tromba d'aria è arrivata dal mare e si è scatenata per tutto il litorale per una decina di minuti più o meno. Diciamo, in un paio di chilometri ha camminato lungo tutto questo mare e ha fatto anche aiuto da altri comuni per mettere a posto un po' la situazione. Auto che non dico che sono volate, ma poco ci mancava e quindi diciamo ci sta un casino proprio. Quindi oltre 2000 piante sono spezzate e quindi devono essere rimosse. Quindi il punto della situazione è molto critico, quindi diciamo che ci vorrà almeno una settimana per ripristinare un po' tutta la situazione. Tante finestre sono andate in frantumi, comunque davvero tanti giustamente i lidi che hanno subito danni, giustamente ai ombrelloni che volavano, tutto è successo ragazzi, quindi diciamo che da Milano Marittima se proprio per riprendersi ci vorrà oltre, ma lo so, grazie, oltre una settimana, quindi stanno arrivando da tutti i comuni per dare una mano a queste persone per rimuovere tutti questi alberi che purtroppo non si possono più sistemare perché sono stati strappati via dalla terra, quindi non si possono più mettere a posto. Quindi ragazzi, a Salerno pensavo che incominciava a piovere, ma poi avete visto quella nuvola nera nera, ma nulla da fare ragazzi, neanche stavolta è incominciato a piovere, quindi è critica è fatta. Come sempre ragazzi vi auguro una buona serata e domani il tempo migliorerà su tutta l'Italia, quindi da domani si torna alla normalità. Buona serata a tutti ragazzi, ci sentiamo più tardi o magari domani. Ciao a tutti.